Dunque, ai tempi del fascismo, che fu una dittatura con una forte impronta di classe, dobbiamo distinguere due ceti. Da un lato il ceto piccolo e medio borghese, che fu, diciamo così, diviso, le donne furono divise sulla questione di genere, cioè alle donne, anche nel fascismo, furono affidati dei lavori anche fuori casa, ma dei lavori specifici, segretarie, operaie, contadine, lavoratori, maestre, insegnanti, fino a un certo grado di scuola. E quindi, diciamo, il lavoro fu suddiviso a seconda del sesso delle persone. Per gli strati più poveri, e mi vengono appunto in mente le operaie delle fabbriche che lavorarono a lungo durante il fascismo negli anni 30 e 40, le condizioni furono durissime. Ci fu un grandissimo sfruttamento nelle fabbriche, questo lo sappiamo per le lunghe ricerche che abbiamo fatto a Gorizia sul cotonificio goriziano. Si trovarono in ambienti malsani, umidi, con un grandissimo carico di lavoro, con l'introduzione del cottimo, senza di fatto aiuti per la maternità, sottoposti anche a una disciplina durissima fatta anche da allusioni sessuali. Quindi, diciamo, per gli strati più poveri il fascismo fu un periodo estremamente duro. Nel secondo dopoguerra le cose non cambiarono molto in realtà, perché rimasero queste idee sul genere, cioè su cosa potevano e non potevano fare le donne. Si aprirono sicuramente degli spazi di lavoro, ma anche lì la rappresentazione della donna fu quella di appunto di una persona che doveva essere carina, che comunque doveva occuparsi della famiglia, il cui sogno principale era la maternità, la cura dei figli e la famiglia. Quindi questo, diciamo, impronta che diede il fascismo alla questione femminile continuò anche nel secondo dopoguerra. E cambiarono le condizioni delle donne sensibilmente tra gli anni 60 e 70 del Novecento. Può insegnare moltissimo, soprattutto non solo per quello che dicono i cinegiornali, che rappresentano, penso ai cinegiornali luce, quello che il regime immaginava e come il regime rappresentava le donne, ma soprattutto per quello che non dicono. E per esempio tutto il lavoro delle donne in fabbrica e anche in quello delle campagne o non viene rappresentato o viene rappresentato in modo edulcorato, cioè come se fosse una cosa bella, gradevole, priva di fatica. Quindi sono importanti proprio come strumenti di propaganda, ma bisogna andare al di là delle immagini e ricostruire la struttura economica e sociale di quel periodo, per mettere appunto in luce la realtà delle cose e l'apparenza della propaganda.